Oggi si celebra Santa Rosa da Lima. Il nome rosa ha origine latina e il suo significato si riferisce ovviamente al fiore. Il 23 agosto si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale di commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione, allo scopo di imprimere il ricordo di tale tragedia nella memoria di tutte le popolazioni. La data è stata scelta a ricordo della notte tra il 22 e il 23 agosto 1791, che ha visto a Santo Domingo l'inizio delle rivolte che avrebbero poi giocato un ruolo cruciale nell'abolizione della tratta degli schiavi attraverso l'Oceano Atlantico. La giornata costituisce un'opportunità per la considerazione collettiva delle cause storiche, dei metodi e delle conseguenze di tale tragedia, nonché per un'analisi delle interazioni a cui questa ha dato origine tra Africa, Europa, Americhe e Caraibi. 19 minuti dopo la mezzanotte del 23 agosto del 1927, nella prigione di Charlestown, vicino a Boston, Nicola Sacco venne giustiziato sulla sedia elettrica. 7 minuti dopo, la stessa sorte tocca al suo amico Bartolomeo Vanzetti. Alla notizia dell'esecuzione, per le strade di mezzo mondo si scatenano le proteste di migliaia di persone che hanno seguito l'intera vicenda dei due immigrati italiani. Il ciabattino della provincia di Foggia e il pescivendolo nativo del Cunese, giustiziati per un duplice omicidio che non hanno commesso. Sapete perché l'effetto serra si chiama così? Perché alcuni gas dell'atmosfera si comportano proprio come le pareti di vetro di una serra. Lasciano passare i raggi solari ma trattengono il calore riflesso dalla superficie terrestre. Questo effetto è fondamentale per la nostra vita. Immaginate che se non ci fosse l'effetto serra, la temperatura media sul nostro pianeta sarebbe di meno 18 gradi centigradi. Se ne avete sentito parlare in termini negativi, è dovuto al fatto che l'aumento dell'anidride carbonica presente nell'atmosfera a causa dell'inquinamento non ha fatto altro che aumentare l'effetto serra, che negli ultimi anni scalda la Terra in modo allarmante. Buon weekend ai 12. Oggi il Sole e la Luna si congiungono ai primi gradi della Vergine, dando forza e coraggio ai segni zodiacali di Terra, Toro, Vergine e Capricorno, che sono stati in quest'estate fino ad adesso un po' trascurati dalle stelle. Ebbene, vediamo gli effetti sullo zodiaco. Ariete. Bene, perdete il trigono del Sole e quindi oggi da oggi vi potrete sentire un po' più stanchi. Peraltro Marte, il vostro pianeta, è ancora in opposizione. Visto che avete passato un'estate per più che altro lavorativa, cercate di rilassarvi un po' di più. Toro, ottime notizie per voi perché Sole e Luna sono in trigono e quindi inizia una fase molto positiva e che vi fa riprendere da un punto di vista psicofisico. Gemelli, inizia una quadratura del Sole e della Luna, quindi ora i vostri pensieri diventeranno un po' più analitici e cervellotici e tenterete di dare delle nuove strategie in prospettiva a come volete gestire il lavoro, la famiglia e tutti i vostri impegni in maniera un pochino più metodica. Cancro, ottima configurazione per voi perché il Sole prende a braccetto la Luna, la vostra signora, e la porta in una razionale Vergine, quindi adesso i pensieri si fanno un pochettino più razionali e troverete le soluzioni e gli accordi con il partner in maniera molto più semplice. Dovete trovare anche la maniera di essere un po' più lucidi in termini affettivi e capire pure quando il partner dice no. Leone, il Sole abbandona i vostri gradi, quindi è finita la vostra stagione, lo rivedrete l'anno prossimo, la prossima estate. Rimane con voi Mercurio, anche la Luna si porta via il Sole e quindi adesso inizia un periodo di razionalizzazione e progettazione per voi. Vergine, i protagonisti indiscussi di questa giornata, Sole e Luna entrano in maniera molto positiva nei vostri gradi, proprio a portare tutta la luce diurna e notturna che vi serve per illuminare la vostra vita e i vostri sentimenti.
Urano dalla quadratura, vi suggerisce pure che ci saranno dei cambiamenti importanti, ma a questi sopperirete in maniera serena, proprio perché avete imparato che gli imprevisti non sono altro che quello che movimenta la vita. Bilancia, Sole e Luna entrano nella zona delle vostre emozioni, facendo chiarezza un po' sui vostri sentimenti. Non servirà la mente da ora in poi per un mesetto per capire come vanno le cose, dovrà essere invece il vostro intuito, il vostro sentimento a misurare le reali condizioni in cui vi muovete. Scorpione, ottimi alleati Sole e Luna in Vergine, che finalmente chiariscono i vostri dubbi e vi mettono nelle condizioni di nuovo di vivere abbastanza sereni. Giove e Venere dal canto loro vi rassicurano in amore, quindi state sereni. Sagittario, inizia per voi un periodo di quadratura come annunciato dalle stelle. Dovrete essere adesso un pochino più metodici e razionali, non avete più i margini di prima, per cui cercate di resistere un po' a quella dispersione energetica che ogni tanto vi caratterizza. Capricorno, ottime notizie per voi oggi, proprio perché la forza del Sole e della Luna sono tutte dalla vostra parte. Vi sentirete rinvigoriti, vi sentirete rinfrancati e proprio adesso inizia il vostro periodo di vacanza mentale, quanto mai necessaria per un segno granitico come il vostro. Acquario, finisce finalmente l'opposizione del Sole, per voi finisce un po' l'estate, per voi si torna alla routine, per voi finalmente un periodo più lineare. Solo Mercurio rimane in opposizione, quindi ancora non ci sono i dialoghi che vorreste, ma state certi che basterà che tutti rientrano dalle ferie e finalmente troverete di nuovo il dinamismo che vi caratterizza. Pesci, inizia l'opposizione del Sole e della Luna. Ora avete bisogno di mettervi in prospettiva e di capire come collocarvi durante il resto dell'anno, capire quali sono le proposte che potete accettare e quelle che non vi conviene. Lo farete in due con il consiglio del partner. Osservando i disagi degli automobilisti alle prese con superfici ghiacciate o invase dal fango, l'americano Harry Wade cominciò a lavorare a una soluzione. Partendo dalla scarsa praticità del sistema di funi adottato fino a quel momento, escogitò un sistema di grip flessibile e facile da smontare, una rete di anelli metallici da avvolgere attorno agli pneumatici. Nacquero così le catene da neve, il cui brevetto venne rilasciato a Wade il 23 agosto del 1904. Oggi voglio parlarvi di un famoso detto, "The squeaky wheel gets the grease", che in italiano possiamo tradurre con "la ruota cigolante riceve l'olio". E che cosa vuol dire? Semplice, se avete bisogno di assistenza o volete che qualcuno si accorga di voi, non abbiate paura a farvi sentire. Il 23 agosto 1977 all'aeroporto di Shafter, California, una folla si era radunata per vedere un mostro, una creazione dell'ingegnere Paul McCready. Non era un aereo tradizionale, ma una bicicletta alata con Brian Allen, un ciclista non professionista, alla guida. McCready lo aveva ingaggiato per partecipare a una sfida, vincere il premio Kremer di $50.000 per il primo volo umano con la sola forza dei muscoli. Con grande determinazione Allen pedalò furiosamente e nonostante la velocità molto bassa, il mostro si staccò da terra e volò a mezz'aria. 2 anni dopo, McCready e Brian Allen compirono un'altra impresa straordinaria. Attraversarono il canale della Manica con la bicicletta volante, ma l'ingegnere non si fermò qui, continuò a inseguire un sogno, progettare un ciclottero a propulsione solare. Purtroppo questo progetto rimase irrealizzato fino alla sua morte. Ci salutiamo con la frase del giorno. Chiedetevi se siete felici e cesserete di esserlo. Io in realtà sono dell'idea che è bello essere consapevoli della propria felicità. Ad esempio, io sono consapevole e felice di dirvi che vi aspetto sempre qui domani con l'almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.